Arriviamo a queste elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Campoformido, su cui credo sia abbastanza chiaro un ragionamento che parte rispetto a quelle grandissime attività che sono state realizzate, che vedono Campoformido come il comune che è la capitale dei prati stabili, un comune che all'interno delle attività del Mulino Basaldella fa tutta quella divulgazione legata alle tematiche della gestione corretta ambientale, in quella che è la vera sostenibilità. Qui con me abbiamo la nostra sindaca, il candidato anche per il rinnovo Erika Furlani e Cristian Romanini, ma nella realtà quello che volevo testimoniare è che queste azioni sono quelle che valorizzano realmente il nostro territorio, un territorio fatto da ambienti magnifici, da ecosistemi importanti che vanno però gestiti con l'ottica di renderli fruibili al pubblico all'interno di condizioni corrette di gestione. Io penso che questo sia l'approccio migliore che possiamo avere, lo dobbiamo avere in tutti i consessi, da quello territoriale locale a quello regionale, a quello italiano ma anche a quello europeo. Questo del buonsenso, della gestione corretta di un patrimonio penso sia la strada migliore e credo che tutti quanti noi che siamo qui oggi possiamo testimoniare che questa è la nostra volontà e con questa volontà continueremo ad andare avanti.